I bimbi delle elementari costretti a prendere l'autostrada per andare a scuola, così come gli abitanti di Fadalto per scendere in città per qualsiasi commissione, le due enormi frane che sono precipitate sulla statale 51 di Alemagna hanno diviso in due il comune di Vittorio Veneto. Abbiamo la statale bloccata in due punti, tra l'altro la parte nord del mio comune, quella fadaltina, deve servirsi esclusivamente dell'autostrada oggi per poter connettersi ancora con il centro, quindi statale che impedisce il traffico proprio della statale e impedisce anche i movimenti all'interno dello stesso comune. È un comune molto grande, come sapete, quindi tra la parte nord e la parte sud non c'è più la possibilità di transitare. La preoccupazione ora è quella dei tempi che saranno necessari per riaprire la statale, l'unica che consente il transito da nord a sud di Vittorio. Con l'ultima volta che è successo siamo stati con 2 anni di problemi, abbiamo subito pensato di fare un tavolo di lavoro con Autostrade e con ANAS e sarà domani, in modo tale da cercare di abbreviare i tempi e non cadere in quei meccanismi perversi che hanno fatto sì che per 2 anni rimanessimo senza la statale. Negli ultimi anni di frane ce ne sono state parecchie, con l'ultima nel 2017 l'Alemagna rimase chiusa per quasi 2 anni ed il timore è che ora l'incubo si ripeta. Nel frattempo il comune di Vittorio Veneto ha anche pensato ad un piano B che consenta in futuro di evitare situazioni come questa. Di creare una strada nel bosco, praticamente invisibile, ma che corra parallela alla statale, sopra la statale, in modo tale che quando dovessero verificarsi ancora fenomeni franosi, il problema ci sarebbe su questa strada e non sulla sottostrada statale. Se riusciamo a eseguire un'opera del genere, credo che dopo potremo vivere sonni tranquilli.